Dopo le immagini con la gara riservata alla categoria esordienti svoltasi a Casalguidi, ci spostiamo invece a Cecina, Livorno, per seguire insieme questa gara riservata alla categoria giovanissimi, organizzata dalla Polisportiva Marina di Cecina, che vede nel suo presidente Vilvo Lotti, che quest'oggi ha organizzato, possiamo dire, questo meeting riservato alla categoria giovanissimi, che vede al via 195 partenti. Gara che va a ricordare il quinto trofeo Città di Cecina, la terza coppa Panathlon Bassa Val di Cecina e la quarta coppa Enzo Perrone. Ricordiamo l'organizzazione appunto della Polisportiva Marina di Cecina, e abbiamo il contributo e l'assistenza sanitaria della pubblica assistenza, mentre il medico di corsa è la dottoressa Roberta Franchi. Nella giuria invece abbiamo il presidente di giuria Ivano Gargani e per l'arrivo il giudice di arrivo Roberto Villani. 6 categorie dalla G1 alla G6 che andranno a compiere relativamente, per quanto riguarda la categoria G1 maschile e femminile, 2 giri, per la categoria G2 sempre uniti maschi e femmine 4 giri, per la G3 invece i giri vanno a 6, nella G4 9, nella G5 13 giri e nella categoria finale, nella categoria della G6 si va per un totale di 18 giri. Intanto vediamo gli atleti, i ragazzini di 7 anni della categoria G1 sia maschile che femminile, che si schierano sull'ordinamento di partenza per compiere questi 2 giri di questo anello organizzato, ricordiamolo, dalla Polisportiva Marina di Cecina. Ultime raccomandazioni da parte di quelli che sono i direttori sportivi, e partono in questo momento per l'apertura delle danze di questa manifestazione qui oggi a Livorno questi ragazzini di 7 anni della categoria G1 che andranno, come ricordavo prima, ad affrontare 2 giri per quanto riguarda il percorso di oggi. E intanto possiamo vedere il penultimo passaggio, quindi suono della campana di già per questi piccoli campioni di domani che vanno ad affrontare ora l'ultimo giro e si andranno poi a disputare quella che sarà la vittoria finale. Intanto già qualche ragazzino rimane attardato da quella che è la testa del gruppo. Vediamo molti atleti in questo momento che con spensieratezza prendono il via e parte anche come gioco, come giusto che sia, a queste manifestazioni. Vediamo adesso la femminuccia è l'ultima a tagliare il traguardo e aspettiamo intanto l'arrivo della categoria G1, quindi vedremo se arriveranno tutti insieme o se sarà una situazione un po' sfilacciata come normale che sia, e invece no, arrivano in 2 e ad aggiudicarsi la vittoria è Bartalesi Edoardo della Costa Etrusca davanti a Fanti Omar della Liquigas VC Bottagna, mentre adesso arriva Sitera Niccolò della ciclistica Val di Nievole, un altro suo compagno Bertini Andrea sempre della Val di Nievole, e Menghi Francesco della Paolo Bettini, mentre per le femminucce va a vincere la Paccalini Alessia della UC Mamma e Papà Fanini Livorno davanti a Scopetani Eleonora della ciclistica Val di Sieve, poi Cascione Desiré della Colognole. Vediamo, intanto arrivano anche gli ultimi protagonisti di questa prima gara riservata alla categoria G1, e quarta arriva Minichino Michela della Butese, e a concludere al quinto posto Scopetani Miriam della ciclistica Val di Sieve. Tanto con i preparativi per i ragazzi della categoria G2, ragazzi che hanno un'età di 8 anni. Intanto ultimi anche qui ultime direttive che danno i direttori sportivi, sempre per ricordare un ciclismo che deve essere a livello per ora di gioco. E quindi andrei a ricordare i giri che dovranno percorrere questi ragazzini di 8 anni della categoria G2 maschi e femmine, anche come segnato dal contagiri. Saranno 4 le ripetizioni di questo percorso anche per questa seconda partenza, seconda categoria di questa gara riservata ai giovanissimi. Ricordiamolo, quinto trofeo Città di Cecina, terza coppa Panathlon Bassa Val di Cecina e quarta coppa Enzo Perrone. L'organizzazione è quella della Polisportiva Marina di Cecina con l'assistenza sanitaria della pubblica assistenza
appunto di Cecina, e il medico di corsa, la dottoressa Roberta Franchi. Intanto passaggio degli atleti della categoria G2 in questo momento, passaggio che li vede compatti per il momento, con qualche ragazzino che intanto ha perso qualche metro. Anche le femminucce quest'oggi ve li vediamo partecipanti a questa gara, e ci aspettiamo in questo momento il passaggio, l'ultimo passaggio per il suono della campana, come abbiamo sentito dal contagiri. Quindi sarà un arrivo, presupponiamo, a ranghi compatti, ma vediamo un allungo in questo momento, e va a vincere Balestri Gianmarco dell'UC Mamme Papà Fanini davanti a Boninsegni Paolo della ciclistica Val di Sieve, poi Iacchi Lorenzo sempre della stessa squadra ciclistica Val di Sieve, mentre per la Butese un quarto e un quinto posto di Leporini Matteo e Barbieri John, mentre per le femmine va a vincere Barsotti Bianca, sempre dell'UC Mamme Papà Fanini Livorno, davanti a Nannini Melissa del club Paolo Bettini, davanti a Costa Campetti Giulia della GS Montenero 1926 e Solferino Sara della GS Butese. Quindi vediamo adesso preparativi per quanto riguarda la categoria seguente, che è quella della G3. Quindi ragazzi che hanno 9 anni e che dovranno affrontare 6 giri per quanto riguarda questa gara oggi. Vediamo esponenti della società della Butese, della Grube e anche Mobilieri Ponsacco. Quindi anche qui ultimi preparativi prima della partenza, che vedrà impegnati questi ragazzini di 9 anni e che, ricordiamolo, dovranno affrontare 6 giri di questo percorso. E viene data in questo momento la partenza. Dalla categoria G3 inizia a diminuire un po' quello che è il gioco, inizia a entrare all'interno dei giovani ragazzi un po' di agonismo, quindi iniziano un po' le tattiche, inizia un po' il controllo. Intanto vediamo qualcuno che già la sua gara l'ha fatta, che si soddisfa con qualche piacere della vita. E qui intanto un attacco di 3 atleti che allungano sul folto del gruppo, che per ora possiamo dire ancora compatto, anche se allungato, anche se qualcuno tende già a perdere le ruote. Sono intanto 2 gli atleti, possiamo vedere una ragazza che tanto perde le ruote, sempre qui della GS Butese, invece un maschietto, ma possiamo dire gruppo compatto, anche se c'era quel piccolo tentativo di fuga. E qui sempre sotto il passaggio, quando manca 4 giri alla conclusione, quindi 2 giri percorsi da questi atleti della categoria G3. E andrei a ricordare, insieme a Vilvolotti, che è il presidente della Polisportiva Marina di Cecina, a dargli una mano anche il presidente della GS Cecina Bianchi, che insieme a lui lavorano molto con quelle che sono le scuole per far presente questo bellissimo sport anche ai ragazzini che vanno a scuola. Intanto suona l'ultimo giro anche per quanto concerne la categoria della G3, quindi vedremo, abbiamo visto un tentativo dal lungo in questo momento, vedremo chi sarà ad aggiudicarsi questa gara. Tanto pubblico molto presente, anche se è una gara riservata alla categoria giovanissimi, vediamo tanti genitori, tanti nonni, e vediamo adesso l'arrivo che vede vincitore il corridore della Polisportiva Marina di Cecina, Butteroni Gregorio, davanti a Citi Mattia e Lorenzoni Sandro, poi Moriconi Federico e Cecchi Filippo, mentre per le femmine va a vincere Fuselli Caterina, anche lei della Polisportiva Marina di Cecina, davanti a Buffalini, poi Salvadori, Peccianti e Bertolini Matilde. Andavo a ricordare prima la collaborazione che Bianchi dà a Dilvolotti, presidente della Polisportiva Marina di Cecina, con il loro lavoro all'interno delle scuole per far conoscere anche ai bambini questo stupendo sport, che potrebbe essere anche per loro una sorta di divertimento, ma anche di scuola per quanto riguarda quando dovranno andare a giro per le strade. Infatti sia Bianchi che Lotti organizzano anche la giornata della sicurezza, dove questi giovani ragazzi potranno apprendere quelle che sono le attenzioni che dovranno dare poi sulla strada, grazie all'aiuto di quelli che possono essere corpi come carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale, corpo della polizia e quant'altro. Intanto vediamo sullo schieramento i ragazzi della categoria G4, sempre uniti le categorie maschi e femmine. G4 che dovrà compiere 9 giri, quindi ancora più lunga
la loro avventura all'interno di quest'anelli. Come contrassegnato dal contagiri, appunto, saranno 9 i giri da percorrere per questi ragazzi di 10 anni che, come dicevo prima, dalla categoria G3 in poi iniziano a venire fuori quelle che sono un po' le caratteristiche di controllo, di tattiche di gara. Infatti vediamo gruppo ancora compatto, c'è stato qualche attacco ma niente di significativo, abbiamo visto qualche allungo di qualche corridore, c'era stato segnalato, ma niente da fare, gruppo che ancora marcia compatta, anche se qualche atleta tende intanto a perdere le ruote. Altro passaggio dove i corridori vengono da via Giovanni Paolo II, che fanno vedere sempre una situazione di gruppo compatto. Ricorderei anche nuovamente, soprattutto quelli che sono il presidente di giuria Ivano Gargani e il giudice di arrivo Roberto Villani e i tanti partecipanti dalle categorie G1 a quella G6 per questa manifestazione qui oggi a Livorno, ben 195 i corridori che hanno preso e che prenderanno il via poi nelle categorie G5 e G6 quest'oggi. Tanto il pubblico che attende il passaggio dei corridori, ultimo giro segnalato dal contagiri, e ci propone una immagine di gruppo compatto nuovamente, quindi se non ci saranno eventuali attacchi da parte di qualcuno si presuppone un arrivo a ranghi compatti. Intanto possiamo vedere alcuni sponsor di quest'oggi che andremo a rammentare immediatamente dopo la volata, che vede adesso una volata ristretta dove va a vincere Pozzolini Tommaso, sempre dell'UC Mamma e Papà Fanini Livorno, davanti a Bettacchi Matteo della Polisportiva Marina di Cecina, poi Freschi Marzio dell'UC Coltano Grube, davanti a Rossi Valerio della Butese, e poi quinto posto per Grimaldi Cristian della Ciclistica Mobilieri Ponsacco. Mentre per le femmine, ne vediamo arrivare una in questo momento, vince la Lucchinelli Elena della Liquigas VC Bottagna davanti a Spagnolo Raissa della Capobianchi Cicli Motorsport, Rosellini Camilla dell'UC Mamma e Papà Fanini, poi quarto posto per Bindi Jennifer della Polisportiva Marina di Cecina e quinto posto per Guidugli Gaia della UC Mamma e Papà Fanini. Categoria G5 che prenderà il via in questo momento, quindi ragazzi e ragazze di un'età di 11 anni, 13 i giri per loro. Prima dicevo che sarei andato a ricordare alcuni degli sponsor che hanno preso parte quest'oggi a questa gara, e infatti troviamo la Caci e Struzzi di Vanni Pierino, poi il Gelataio, la Knauf, la Confcommercio, la Flag Marine, la Logic, la New Chef e anche la Caminetti. Sono alcuni degli sponsor che hanno dato manforte perché questa gara riservata alla categoria giovanissimi quest'oggi riuscisse alla grande. Sono partiti in questo momento i corridori della categoria G5, ricordo 13 i giri che dovranno percorrere questi giovani corridori di 11 anni che saranno molto probabilmente il futuro di domani. Se non ci fossero questi corridori il ciclismo potrebbe dirsi finito, anche perché è da piccoli che si inizia a dare i primi segni di qualche possibilità di campione un domani. Sempre gruppo compatto che transita davanti alle nostre telecamere, grande controllo anche nella categoria G5, infatti nessun tentativo di attacco consistente, come per la categoria G4 fino adesso. Si è riscontrato qualche allungo da qualche corridore, ma niente di interessante. Infatti gruppo sempre compatto, infatti non cambia la situazione, i corridori che transitano sempre nuovamente davanti alle nostre telecamere, quindi un grande controllo. Vedremo se qualche temerario riuscirà ad avvantaggiarsi o se sarà come nella categoria precedente un arrivo a ranghi compatti, e sembra proprio di no. Quindi gruppo sempre allargato sull'intera sede stradale. E ricorderei a chi è stata intitolata questa gara, quindi quinto trofeo Città di Cecina, terza coppa Panathlon Bassa Val di Cecina e quarta coppa Enzo Perrone. Ricordiamolo, l'organizzazione è quella della Polisportiva Marina di Cecina di Lotti Dilvo. E ricordiamolo, intanto vediamo alcuni degli sponsor come la Knauf, come anche la Ciclistica Cecina. E ultimo giro per quanto riguarda la categoria G5 che
si propone sotto il traguardo ancora ranghi compatti, quindi si presuppone un arrivo in volata. Intanto qualche atleta tende a perdere qualche metro rispetto al gruppo, inizia a essere dura per questi corridori di 11 anni. Qui Lombardi Giuseppe, altro sponsor, come dicevo prima la Logic e la Caminetti, la Calcestruzzi Vanni Pierino, ed è l'arrivo in volata ed è un corridore della Butese che va a vincere, ed è Del Ri Alessandro davanti a Galli Fausto, poi Zega Lorenzo, Mironiuk della UC Coltano Group e davanti al suo compagno di squadra che arriva quinto Orsetti Edoardo, mentre per le femmine va a vincere Barsotti Emma dell'UC Mamme Papà Fanini davanti alla sua compagna di squadra Alfano Federica. Qui vediamo intanto un altro partner di questa gara, la New Chef. Sono tanti gli sponsor che hanno preso parte quest'oggi a questo meeting riservato ai giovanissimi. E intanto vediamo l'ultima categoria, ragazzi e ragazze di 12 anni della categoria G6 che andranno ad affrontare 18 giri di questo anello. Questi sono i ragazzi che l'anno prossimo passeranno nella categoria esordienti e che già iniziano a capire, a interpretare un po' quelle che possono essere i giochi di squadra, alcune tattiche che potrebbero usare anche nelle categorie successive. Come ricordavo, tante squadre al via, qui 18 i giri, sempre corridori, abbiamo visto maglie della Butese, maglie della Mobilieri Ponsacco, maglie della Polisportiva Marina di Cecina, anche della UC Mamme Papà Fanini, e qui viene dato il via dal giudice di arrivo Roberto Villani per questa manifestazione, per questa ultima gara riservata a questa stupenda giornata di ciclismo giovanile che si è svolta sotto un bellissimo sole. Intanto non solo i ragazzi che indossano le maglie delle varie squadre, e qui intanto si propone una situazione differente dalle categorie precedenti come possono essere state la G4 e la G5, una corsa molto più movimentata. Abbiamo visto già degli attacchi che hanno spezzato quello che è il gruppo. Vediamo anche la rappresentativa femminile in questo caso con l'atleta della Liquigas che passa davanti alle nostre telecamere un po' attardata, ma qui vediamo ora infatti un tentativo di allungo nuovamente, gruppo che passa ormai non più compatto ma spezzato, e sono passati una decina di atleti che hanno un leggero margine di vantaggio su quello che è il forte del gruppo. Vediamo una gara molto attiva, viene dato abbastanza spettacolo per quanto riguarda questa gara riservata alla categoria G6, e si forma intanto un drappello di una decina di corridori che prende il largo rispetto a quelle che è l'avanguardia del gruppo, che comunque insegue molto vicina. Saranno una cinquantina di metri il vantaggio dei primi attaccanti. Tanto ricordiamolo, maglie Knauf sempre lì a vedere la corse che vengono viste sia da grandi che piccoli. Quando si parla di giovanissimi sono tanti e varie le età che sono presenti sul percorso. Intanto abbiamo visto un attacco di un uomo della Liquigas che tentava di andarsene da quello che era il folto del gruppo insieme a un altro temerario. Qui vediamo le retrovie invece in questo momento del gruppo che stanno cercando di riportarsi su quelli che sono gli attaccanti al comando, ma ormai possiamo dire che niente da fare per quanto riguarda questi ultimi facenti parte di questa categoria G6, che per loro sarà molto difficile rientrare su coloro che erano davanti, quel gruppetto formato da quella decina di corridori. E siamo sullo striscione di arrivo, inquadrati nuovamente quelli che sono gli sponsor e nuovamente il passaggio degli atleti che erano davanti nel tentativo precedente e che hanno ripreso alcuni doppiati, quindi andatura molto sostenuta dai corridori che indossano le maglie della Liquigas VC Bottagna. Hanno fatto una andatura veramente sostenuta e in questo momento suona l'ultimo giro, quindi ultimo giro anche per quanto riguarda la categoria G6, ragazzi che vanno per i 12 anni, quindi ultimo giro anche per quanto riguarda l'ultima gara di questa stupenda giornata di ciclismo giovanile. Intanto vediamo arrivare anche i ritardatari e i doppiati e siamo con le immagini nell'attesa che
arrivino coloro che erano davanti per vedere chi si andrà ad aggiudicare questa gara qui oggi della categoria G6, ed è una volata a 3 in questo momento, 2 uomini della Liquigas, ed è Vignoli Nicolas davanti al suo compagno di squadra Antognetti Simone, sempre Liquigas VC Bottagna, poi Moriconi Matteo della Coltano Gruppe, quarto Grandi Lorenzo, anche lui della stessa squadra, quindi UC Coltano Gruppe Costruzioni, e quinto Cherry Michael della AS Monte Pisano. Per le femmine invece vittoria di Baroni Francesca della UC Piano di Mommio, poi Foggi Matilde della UC Coltano Gruppe, a seguire Turchetti Sofia, poi Geppi Leonora e Randisi Giulia. Quindi terminata in questo momento la giornata riservata alla categoria giovanissimi, e andiamo a sentire le interviste del dopocorsa realizzate dal collega Vitaliano Innocenti. Lorenza Giannini, moglie di Enzo Perrone, colui appunto quest'anno, signora, siamo al 4º anno che collaborate con la Polisportiva Cecina per questa manifestazione, dunque è soddisfatta? Veramente sì, e ci vengo volentieri per ricordare lui e sentire come lo ricordano. Bene, un ringraziamento che vuol fare a qualcuno, agli sportivi, a qualcuno? A tutti, perché vedo che si stanno impegnando per il meglio, per la nostra Cecina, che benché piccola, ma vedo che sta andando avanti al meglio. Mauro Guglielmi, delegato del CONI della provincia di Livorno, sì. Presente a questa manifestazione di Cecina, perché dove gira specialmente il settore giovanile, i ragazzini, è bene seguirli. Esatto, molto, molto bene, anche tra l'altro complimenti a chi ha scelto la location, credo sia già la seconda edizione che viene in questa zona, che per i ragazzi è molto idonea e molto valida. Grande competitività, grande sportività, tanti bimbi anche molto bravi, e complimenti alla Polisportiva Marina che crede molto in questa attività e che lo fa con grande passione. Tra l'altro è una manifestazione patrocinata anche da Veterani dello Sport, di cui io sono il vicepresidente, quindi con tutto quello che c'è da fare si può dire che Cecina per il ciclismo sta andando avanti a passi molto veloci. Grazie anche alla vostra emittente che segue sempre con grande competenza queste manifestazioni. Siamo con Claudio Giannetti, che è segretario della Polisportiva Marina di Cecina, scusate, che avete organizzato questa gara, Claudio, nel migliore dei modi, tanta gente, tanti corridori. Sì, benissimo, nel migliore dei modi, speriamo che sia stata una buona manifestazione e che siano rimaste soddisfatte tutte le persone che hanno partecipato. Noi siamo rimasti soddisfatti della giornata e vedendo anche l'afflusso di persone ci ha fatto proprio piacere. 195 iscritti, quindi è stata una manifestazione ben riuscita. I ragazzi, come avete visto, insomma, si sono impegnati e quindi hanno dato anche modo alle persone che erano lungo le transenne di vedere una buona gara, delle belle gare. Mi è piaciuto vedere tutti questi ragazzini convinti di quello che stavano facendo e niente, io spero che anche i partecipanti siano stati soddisfatti di questa giornata. Siete in tanti a lavorare per organizzare una gara così, anche gli sponsor vi sono vicino? Sì, gli sponsor ci sono vicino e infatti ora io non vorrei mettermi a citare certi sponsor perché non vorrei lasciarne qualcuno indietro. Quello importante per oggi è stato il caffè Mama qui di Cecina, che ci ha ospitato dove noi abbiamo praticamente svolto le attività di segreteria e tutto il resto. Loro li ringrazio proprio anche per quanto si sono mossi a darci una mano nell'attività di oggi. Il resto sono tutti i nostri sponsor che abbiamo sempre, vediamo le maglie quando gareggiamo, ci sono tutte le scritte sopra. Li ringrazio tutti perché ci fanno tanto piacere e ci danno modo di esistere.